oggi sono arrivata qui, ho lo studio con 3 dipendenti, insomma, ho l'hobby, insomma, più o meno è un hobby, una fatica. Benvenuti a un nuovo episodio di Artigiani Ritorno al Futuro. Io sono Giacomo Brunoro, sono qui con Martina Altissimo a T-Studio a Creazzo in provincia di Vicenza. Ciao Martina, grazie per l'ospitalità. Ciao Giacomo, grazie a te. Allora, tu arrivi da un percorso anomalo per chi lavora nel tuo settore, nel senso che è stato un po' un cambio vita a un certo punto, perché avevi iniziato un percorso di studi particolare, poi l'hai concluso, ma poi hai deciso di cambiare tutto. Ci vuoi raccontare com'è andata? E succede che io finisco il mio percorso, vado a fare delle prove di lavoro negli studi tecnici dalla formazione che io ho avuto e non ero soddisfatta e avevo già a 18-19 anni quella sensazione di depressione, di essere rinchiusa a lavoro statico davanti a un computer e questa cosa non mi faceva stare bene anche perché un po' si vede che sono una persona un po' colorata, artistica e quindi finalmente sono riuscita a fare uscire questa parte artistica che era in me e in autonomia andando a fare la formazione e cercando di costruirmi un nuovo percorso nel settore del benessere, della bellezza e andando a cercare una nicchia di quello che è il settore dell'estetica a cui appartengo, purtroppo devo dire che appartengo al settore dell'estetica anche se faccio un lavoro specifico legato al mondo del make-up, delle unghie, delle ciglia e delle sopracciglia. Quindi una nicchia ben precisa che ti contraddistingue. Com'è nata questa decisione? Hai seguito il mercato? È stata una tua intuizione? Perché scegliere questa nicchia? Perché perché mi piaceva fare quello e il mercato non offriva tutto quello che in realtà poteva offrire davvero una cosa specifica. E, in Italia il mondo dell'estetica e quindi il mondo delle unghie, per esempio, che è quello che oggi io vedo che tra l'altro richiede, c'è molta richiesta del mercato e sarebbe sciocco anche non seguire anche questa richiesta e questo business. E in realtà ha un mondo tutto attorno che può dare molto di più rispetto al servizio molto basic e anche qualitativamente mediocre che possiamo trovare nella maggior parte dei centri ora. Sempre non si vuole fare tutto about fashion, Certo. ma la media, la ricerca che ho fatto, perché ovviamente poi anch'io nel mio settore guardo la concorrenza, studio un po' quello che ho attorno e ora cominciano a vedersi dei giovani che stimolati anche dal mondo social, vedendo tutto quello che succede attorno, che cominciano a spingersi e si trovano cominciano a vedersi delle offerte. Difficile poi è confrontarsi col mondo della burocrazia, perché siamo sempre legati a questo concetto di estetista e un tarlo è un tassello molto importante che mi piacerebbe portare in CNA anche che come strumento, come organizzazione più grande ha magari più voce, più potere per dare spazio anche a queste nuove attività che stanno uscendo. Allora, tu hai toccato tanti punti diversi, io proviamo a mettere un po' di ordine. Uno è il mercato. Immagino che questo mercato con cui ti confronti cambia la velocità della luce, nel senso che hai parlato dei social, poi ne parleremo, però arrivano suggestioni da tutte le parti, anche da tutti i paesi, mode che arrivano dai posti più diversi. Come fate per confrontarvi con un mercato che è sempre in evoluzione? Come fai tu per appunto stare dietro? Tu hai detto prima studio, mi aggiorno, quindi non è mai finita da un punto di vista pratico. No, non è mai finita perché tra l'altro escono anche strumenti nuovi e tecniche nuove, e oltre alle tendenze del momento, tendenze che abbiamo stagionali o anche annuali che poi non si ripresentano più e quindi comprare anche aggiornamento non solo dal punto di vista esecutivo e poi anche aggiornamento anche su quelle che sono le mode, le ricerche, anche quello che ti chiede il cliente stesso, che il cliente prende ispirazione da una cosa che ha visto online perché viene di ispirazione dall'Arabia, dall'America, chi lo sa, e tu magari non l'hai mai vista, quindi devi essere in grado di stare al suo passo e Quindi correre. anche i clienti sono molto informati, molto attenti, magari rispetto a qualche anno fa dove erano più passivi, oggi
anche la clientela è attiva da questo punto di vista. Assolutamente sì, anche loro sollecitati troppo forse da online. Tra l'altro adesso cominciano anche ad arrivarmi le clienti con le immagini delle nail art che vogliono, ma fatte con la I. Ah, E quindi intanto prima cosa fargli capire che è digitale e non è niente fatta a poi noi qui per esempio abbiamo una filosofia che è tutto eseguito a mano libera, quindi ah, non ci sono stencil, non ci sono cose preimpostate, stampate, eseguiamo tutto noi e ha il valore aggiunto di essere unico, di essere personalizzato e chiaro che poi ha dei piccoli limiti. Poi siamo artisti, siamo anche artiste, quindi abbiamo la capacità artistica, però chiaro, non è come la stampa della I, insomma, che ci ha fatto esatto. ChatGPT. Però anche qui stiamo parlando tanto di social, immagino che anche per te e per il tuo settore le possibilità offerte in termini promozionali dai social, al di là del ispirarsi anche per farsi conoscere, siano enormi. Quanto è importante oggi per voi essere presenti nei social e quali social frequentate, per così dire? È fondamentale muoversi nei social e in questo settore quello più popolare è Instagram. Mhm. E TikTok, forse sono un po' troppo boomer anch'io anche per TikTok, che devo ancora capire come decifrarlo effettivamente. E importantissimo Instagram che dà spazio a una vetrina per tutti. Una cosa che io, su cui sto lavorando moltissimo anche con le mie ragazze qui in studio, è che Instagram ad oggi è ancora gratis, tra virgolette, perché c'è anche la parte a Certo. pagamento, però è una piattaforma che ci dà la possibilità di farci vedere, farci pubblicità gratis. Chiaro che bisogna saperlo usare e bisogna investire del tempo anche per fare quello. Oggi non abbiamo ancora il budget per avere un social media manager, l'obiettivo è avercelo, perché lui sicuramente ha molte più capacità rispetto a quelle che posso Certo. fare io. A mio modo io cerco di informarmi, fare agricoltura e poi chiaro stare sempre al passo è quella la cosa più difficile. E quindi un'altra skills che bisogna avere oltre ad avere l'aggiornamento dal punto di vista tecnico del nostro lavoro, anche l'aggiornamento dei social e alle ragazze che vengono qui io dico sempre noi facciamo due lavori, lavoriamo sulle clienti, gestione effettiva dello studio e social media, cioè questo è imprescindibile per me e bisogna farlo. E allora E, vogliamo, scusa se ti interrompo, dare un sì. consiglio magari a una ragazza o un ragazzo che vorrebbe aprire questa attività o che vuole iniziare o che magari ha fatto un percorso, come dicevi tu, di un certo tipo, ma sente che non è il suo e questo gli piace. Che consiglio gli daresti se avessi la possibilità appunto di parlargli o parlarle? Di farlo, di essere già pronto a sacrificarsi tantissimo, però di seguire quello che è il desiderio, quello che ci fa stare bene, perché nonostante io lavori 12 ore al giorno, forse anche di più, però la mattina mi sveglio, sono felice e ho voglia di rifarlo ancora, questa è la cosa più importante secondo me. E iniziare con della formazione avendo delle basi ben precise per una questione anche di sicurezza personale. Beh, un bel consiglio, non è una cosa da poco, però prima, quando chiacchieravamo fuori onda, mi dicevi che ci sono anche delle criticità nel vostro settore, nel senso che è bello, si lavora tanto, poi se una cosa ti piace probabilmente ti pesa anche meno, però ci sono anche delle zone un po' critiche nel comparto, ce ne vuoi parlare? Beh, una zona più critica è l'abusivismo, Mhm. che lo abbiamo sentito tantissimo, che quella che va a fare le unghie a casa, che l'amica, che qua, eccetera. Non è vero che è difficile per via della concorrenza, perché su questo io in realtà penso che ci sia spazio per tutti, c'è Mm, mercato per tutti. Il problema è che lo svaluta ok, e dà anche delle informazioni sbagliate rispetto a quello che è la professione e il lavoro, mhm. perché lo rende così facile da poterlo fare dentro lo stanzino di casa e sminuendo quella che è la professionalità e la ricerca che c'è per fare questo lavoro e poi non- ovviamente tralasciando la ricerca del prodotto, la sicurezza e l'igiene del locale, degli strumenti, eccetera. E per quanto una persona si possa adoperare per cercare di dare il meglio anche in questo, è chiaro che è un lavoro, pensa che mio padre
questa cosa dell'abusivismo un po' lo so perché anch'io l'ho fatto alla mia amica quando avevo 20 anni e l'amica, e cioè, so da dove viene tutta questa cosa, per questo io mi sento di dire che bisogna fare ordine, chiarezza e dare valore alle cose. Per i miei questo era un hobby, cioè io per loro dovevo andare a lavorare in fabbrica, timbrare il cartellino. Oggi che sono arrivata Ti chiedono qua, ancora che lavoro fai. dire che lo sappia, cioè dire che loro lo dicano agli altri che ho uno studio di me, non lo so cosa dicono effettivamente. Forse a modo loro sono delle persone un po' introverse, a modo loro comunque mi hanno dato tanto aiuto e quando ho bisogno io li chiamo e loro arrivano. È chiaro che però oggi sono arrivata qui, ho lo studio con 3 dipendenti, insomma ho l'hobby, insomma, più o meno è un hobby, una fatica. E senti, che prospettive ci possono essere da qui ai prossimi mesi, anni? Nel senso, questo, come dicevi anche prima, è un lavoro che ha un mercato che cambia molto velocemente. Come è cambiato da quando è iniziato e come cambierà secondo te nel breve e medio periodo? Cambierà che troveremo molte più situazioni come queste e quindi non più il centro enciclopedico, Mhm. ma la cosa specializzata. Questo arriva ovviamente sempre anche dall'estero, no? Che ci sono queste cose e secondo me arriveranno, come qui abbiamo scritto Brow Bar, secondo me arriveranno anche negozi pop-up, anche Ah, per ok. questa tipologia di settore, secondo me, che seguiranno un po', per esempio, unghie estate mare. Però penso a Jesolo, basta stagione a Jesolo, non c'è nessuno, cioè tutti i vicentini medi che vanno alla casa a Jesolo tornano qua, no? Chiaro. Ecco, quindi secondo me è in questa direzione qui e io mi auguro che possa snellire quello che è anche la burocrazia e la Mhm. preparazione, eccetera. Io veramente ringrazio Martina per questa chiacchierata e vi do appuntamento al prossimo episodio di Artigiani Ritorno al futuro, il podcast di CNA Veneto. Ciao Martina e grazie. Grazie, ciao a tutti. Ti è piaciuta la puntata? Allora iscriviti al canale di CNA Veneto, lascia un commento e seguici sui social.